La campagna vaccinale va troppo a rilento, il problema non sono i ritardi nelle consegne ma la scarsa adesione dei cittadini. La Regione corre ai ripari ampliando la platea, da lunedì ci si potrà prenotare dai 55 anni in su. Friuli e Civibank insieme a sostegno degli artigiani e delle microimprese del settore edile perché possano cogliere le opportunità del superbonus, istituito un plafond di 8 milioni. Friuli Doc si farà anche quest'anno nel rispetto delle regole Covid che saranno in vigore, appuntamento dal 9 al 12 settembre con la kermesse enogastronomica, oggi l'annuncio del Comune di Udine. Presentate oggi a Gorizia le 3 tappe del Giro d'Italia in regione, Fedriga, vetrina mondiale, grado a Canyon nel 2018, pubblico contingentato. Lunedì 10 maggio al Verdi, omaggio al calcio goriziano con cappello, l'aerea Pizzul e Zoff. Il 21, a Tolmezzo, serata dedicata a Simoni, dirette su Telefriuli. A tutti voi buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Dunque, troppo scarse le adesioni dei cittadini alla campagna vaccinale. La Regione, che ora dispone di buone quantità di dosi, corre ai ripari decidendo di ampliare la fascia di popolazione che può prenotare la somministrazione. Si apriranno lunedì prossimo, 10 maggio, le agende per le prenotazioni delle vaccinazioni anti-Covid per i cittadini tra i 55 e i 59 anni senza patologie croniche. L'annuncio è arrivato in serata da parte del vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi, che proprio stamattina aveva paventato questa ipotesi, preoccupato per il trend registrato. Le prenotazioni potranno essere effettuate attraverso il call center regionale, chiamandolo 0434 22 35 22, attraverso gli sportelli CUP, le farmacie abilitate e la web app. Le persone di altre fasce d'età che hanno già prenotato un appuntamento potranno chiedere di anticipare la data di vaccinazione. Secondo quanto disposto dal commissario straordinario, fa sapere la Regione, si apre inoltre la vaccinazione al personale dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli non ancora sottoposto alla prima somministrazione. Come detto, la decisione della Regione è arrivata in serata, ma già stamattina c'erano tutti i segnali con le parole di preoccupazione del vicepresidente Riccardi, che in occasione dell'inaugurazione di nuovi centri vaccinali ha dunque manifestato perplessità per questa scarsa adesione e questa volta appunto l'andamento della campagna vaccinale va a rilento non a causa di ritardi nelle forniture e neanche per colpa di timori su AstraZeneca. Allora vediamo come tutto è cominciato questa mattina. Ora non sono più le dosi a preoccupare, anzi, adesso il problema sono le mancate adesioni dei cittadini e senza una veloce inversione di tendenza nelle prenotazioni, per correre ai ripari, la Regione sta valutando di estendere la campagna vaccinale anche ad altre fasce d'età. A manifestare preoccupazione è stato oggi il vicepresidente Riccardo Riccardi, che in mattinata ha inaugurato 2 nuovi punti di vaccinazione in Regione. La prossimità sicuramente è un altro degli elementi importanti, però ovviamente può essere organizzata nella misura in cui strutture di questo genere abbiano una domanda di alcune centinaia di vaccinazioni al giorno, perché altrimenti la macchina che bisogna mettere in moto con i professionisti che devono poi seguire tutta la vaccinazione è molto complessa. Bisogna naturalmente adesso vedere l'effetto di questa adesione che sta un po' rallentando. Questa è la nostra preoccupazione, quindi l'appello che ripetutamente continuiamo a fare tutti è quello di insistere con le persone perché credano nella vaccinazione, vadano a vaccinarsi e purtroppo vediamo questo rallentamento. E questa volta non c'entrano le perplessità e i timori su AstraZeneca, perché le ultime agende aperte riguardano gli under 60 con fragilità minori, ai quali viene somministrato il siero Pfizer. Su una platea di 77.000 persone hanno aderito in 15.000.
Riccardi ha spiegato che è stata inferiore alle aspettative anche l'adesione nella fascia d'età tra 60 e 69 anni, di circa il 10%, più bassa rispetto a quella tra 70 e 79. Prova ne sono i tempi d'attesa. Chi si prenota trova posti disponibili in più centri vaccinali già il giorno successivo o 2 giorni dopo la richiesta. In questo momento, ha rimarcato Riccardi, è fondamentale tenere ben presente che i vaccini sono lo strumento più efficace nella lotta al Covid-19 e che tutti i prodotti usati in Italia e in Friuli Venezia Giulia sono sicuri e garantiscono le stesse prestazioni. In regione al momento c'è una buona disponibilità di dosi e anche l'esercito dei vaccinatori è ben guarnito. Questo consente di ipotizzare un'ulteriore apertura delle agende per valutare, fa sapere Riccardi, quale sarà la risposta dei cittadini che al momento non hanno ancora potuto vaccinarsi. E a rincarare la dose nel corso della giornata è stato lo stesso presidente della regione Fedriga, che peraltro ha fatto sapere che presto cadrà ogni barriera d'età sulla campagna vaccinale. Riaperture e vaccini, lei si era lamentato, aveva detto, insomma, aveva invitato a un'adesione alla campagna vaccinale che è un po' in rallentamento, è così? Non perché manchino dosi e quindi a questo punto aprirla sotto i 60 anni è possibile? Stiamo ipotizzando proprio questo, di aprirla, però bisogna lanciare un messaggio chiaro e dire che fra qualche settimana io credo che cadrà qualsiasi barriera d'età, cioè gli over 30 tutti potranno vaccinarsi. Significa che chi oggi ha una corsia preferenziale per le tempistiche non ce l'avrà più. Quindi se uno perde l'occasione oggi rischia magari dopo di dover aspettare settimane e settimane, perché ovviamente ci saranno tantissime prenotazioni e quindi i tempi non saranno più rapidi come oggi. Per quello dico, non è soltanto un interesse di tutti, è anche un interesse del singolo prenotarsi presto, perché oggi c'è l'occasione di avere in pochissimi giorni lo spazio per potersi vaccinare, altrimenti ci rischia di aspettare molto e soprattutto quello che sta facendo l'Europa con il pass vaccinale, dopo magari uno dice no, perché non l'ho fatto prima quando potevo avere il pass vaccinale e avere più libertà di movimento anche a livello internazionale. Come detto, poi la decisione è stata presa e in serata è arrivata la comunicazione. Ricordiamolo ancora una volta, a partire da lunedì prossimo 10 maggio, prenotazioni aperte anche per la fascia 55-59 anni d'età e chi ha già prenotato la vaccinazione può chiedere di anticipare la data di somministrazione della dose. Altra notizia in tema di vaccini: il personale italiano in servizio alla base aerea di Aviano potrà vaccinarsi contro il Covid-19 in via prioritaria all'interno della base stessa grazie alle dosi di vaccino messe a disposizione dal governo statunitense. Si tratta in questo caso del siero Moderna. Lo ha fatto sapere il vicepresidente Riccardi dopo il via libera ricevuto dal commissario Figliuolo. In questo modo, ha detto Riccardi, si previene la possibilità di sviluppo di nuovi cluster di contagio all'interno della base. La terza commissione del Consiglio regionale ha tenuto oggi un'audizione con i rappresentanti del sindacato degli anestesisti dopo la lettera delle scorse settimane in cui avevano denunciato numeri non corrispondenti alla realtà in relazione ai posti letto nelle terapie intensive. Vediamo com'è andata. Noi portiamo all'attenzione dei problemi non numeri e lo facciamo con la consapevolezza che tutti i pazienti sono stati curati. Ebbene, Alberto Peraton era alla guida del sindacato Aroi EMA che è stato audito dalla terza commissione del Consiglio regionale, una riunione fiume nel corso della quale il rappresentante degli anestesisti della regione ha spiegato i contenuti delle lettere di denuncia sulla situazione di criticità. Questa partita non si vince sminuendo i problemi, ha spiegato Peraton, e tutti si sono concentrati solo sulla parte dei posti letto quando in realtà abbiamo sollevato numerosi temi. Tra le denunce dei 350 anestesisti, la mancanza del pagamento degli straordinari ancora della prima ondata, la mancanza del personale, lo spostamento in reparti non idonei alla loro specializzazione, la chiusura delle sale operatorie con le relative problematiche nel recupero delle operazioni. Con la seconda ondata, aggiunto Peraton, è emerso il totale fallimento della sanità territoriale, in particolare in Friuli. Sul fronte dei posti letto ne sono stati conteggiati 28 tra Palmanova, Latisana, San Daniele e Tolmezzo che non ne hanno le caratteristiche. Sul tema dei dati e dell'inserimento dei numeri nel corso
scotto ministeriale, il direttore del Dipartimento Emergenza di Trieste, Umberto Lucangelo, ha specificato come i dati nel sistema CROSS, quello relativo alla situazione italiana e non quello specifico del Covid, sono sempre stati indicati in maniera corretta. Sul tema delle operazioni è stato invece specificato come il Burlo, nonostante sia struttura pediatrica, ha offerto le sale, effettuando un numero importante di interventi oncologici. Durissimo invece lo scontro con Amato De Monte, direttore del Dipartimento di Anestesia di Udine, il quale ha definito la lettera di Aroi inaccettabile e gravissima per l'onorabilità dei colleghi impegnati in prima linea, accusa respinta al mittente da Peratoner. Il vicepresidente Riccardo Riccardi ha infine sottolineato come i problemi non sono mai stati messi sotto il tappeto, precisando che la politica debba stare lontana dalle discussioni tra professionisti. Tutte le aziende hanno lavorato di concerto e in maniera unitaria. Qualcuno ci ha accusato di falsificare i dati e ha poi attaccato: questo è inaccettabile. Durissime infine le accuse delle opposizioni al presidente della terza commissione Ivo Moras, reo di non convocare le riunioni con la necessaria sollecitudine, scegliendo a propria discrezione le audizioni. Per questo il Partito Democratico ha chiesto un intervento del Presidente del Consiglio Piero Mauro Zanin. Si parlava di posti letto, torniamo a parlare di ospedali, in particolare di quello di Gorizia, che entro la seconda metà del mese di maggio sarà interamente Covid-free. Prosegue spedito il piano di progressiva riconversione dei posti letto dell'ospedale San Giovanni di Dio a Gorizia da Covid in non Covid. Sono state eseguite tutte le attività di sanificazione per riaprire in sicurezza da oggi 15 posti di medicina per pazienti non Covid. Sempre nella giornata di oggi inoltre sarà sanificata e messa a norma tutta l'area della terapia intensiva e semi-intensiva Covid per la riapertura nella giornata di domani di reparti non Covid T e UTC. Seguiranno poi venerdì la riapertura dell'urologia e il ritorno a Gorizia dell'attività chirurgica in urgenza nel fine settimana. Anche l'attività chirurgica in elezione riprenderà progressivamente da lunedì prossimo. In base all'andamento epidemiologico seguiranno altre attività di riconversione dei reparti per arrivare indicativamente nella seconda metà del mese di maggio ad avere l'ospedale di Gorizia interamente Covid. E siamo adesso alla cronaca. 2 cittadini austriaci sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti durante controlli eseguiti dai carabinieri di Tarvisio in ingresso sul territorio nazionale. Un cittadino austriaco di 35 anni è stato denunciato alla Procura di Udine e dovrà rispondere penalmente per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Tarvisio durante un controllo alla circolazione stradale all'uscita della A23 a San Leopoldo di Pontebba. A seguito di una perquisizione eseguita sulla sua Skoda Fabia, vettura con targa austriaca, sono stati rinvenuti più di 28 grammi di hashish, stupefacente che l'austriaca ha detto di aver acquistato in Spagna, luogo dal quale stava tornando. Lo scorso fine settimana, inoltre, una pattuglia della radiomobile aveva sorpreso un uomo di 40 anni, originario di Villach, in possesso di 4,5 grammi di marijuana. Anche in quella circostanza lo stupefacente, trovato a seguito di una perquisizione personale, era stato sequestrato. Il quarantenne è stato segnalato amministrativamente alla prefettura di Udine quale assuntore di droghe. Hanno spaventato un'anziana donna dicendole che il figlio aveva causato un incidente stradale provocando la morte anche di bambini. Le hanno chiesto per questo motivo 30.000 euro. La pensionata ha consegnato soldi e oro. Truffatori all'opera ieri pomeriggio a Trieste. Nel primo caso hanno telefonato a un'anziana spacciandosi per carabinieri dicendole che il marito aveva provocato un incidente stradale e che per pagare i danni ai veicoli coinvolti avrebbe dovuto versare una somma da patuire e che il ritiro del denaro sarebbe avvenuto dopo pochi minuti. Il marito però era in casa, ha allertato le forze dell'ordine e la truffa è stata sventata. Nel secondo caso, invece, i malviventi hanno telefonato a un'altra donna anziana spacciandosi per poliziotti, dicendole che il figlio aveva provocato un incidente mortale, vittime dei bambini. Per non arrestarlo avrebbe dovuto consegnare 30.000 euro. Si è presentata poco dopo una sedicente poliziotta con un'uniforme nera incaricata di ritirare tutti i soldi e i monili in suo possesso. L'anziana spaventata ha consegnato i preziosi che aveva in casa e solo dopo si è accorta di essere stata truffata. Allertata, la sala operativa della questura di Trieste a nulla sono valse le ricerche estese in tutta la provincia.
4 feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente accaduto lungo l'autostrada A4 alle 8 di questa mattina tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. 3 i mezzi pesanti coinvolti in un tamponamento che ha richiesto la chiusura dell'arteria per permettere le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco e dei mezzi meccanici di Autovie Venete. Un aggiornamento per quanto riguarda il bollettino Covid. Prima di proseguire con le altre notizie del nostro telegiornale, calano ancora i decessi con Covid in Friuli Venezia Giulia. Oggi sono 3 i ricoveri nelle terapie intensive, risultano 33, quelli in altri reparti 210. Su 3.430 tamponi molecolari sono stati rilevati 95 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,77% e su 2.356 test rapidi antigenici 38 i casi riscontrati, l'1,61%. Le persone in isolamento sono 6.811. La finanziaria Friulia e Civibank hanno sottoscritto la convenzione Superbonus Casa Tua FVG, l'istituzione di un plafond di 8 milioni di euro per l'erogazione di finanziamenti fino a 300.000 euro a tasso promozionale consentirà di sostenere gli artigiani e le microimprese del settore edile che a loro volta potranno cogliere e garantire le opportunità previste dal Superbonus 110% e le altre agevolazioni in materia di ristrutturazioni. Friulia e Civibank hanno siglato un accordo che favorirà l'accesso dei cittadini al bonus fiscale del 110% e darà ossigeno alle imprese edili del Friuli Venezia Giulia. Il percorso avviato dalla Regione con l'approvazione in Consiglio del provvedimento che contiene diverse misure finalizzate a semplificare gli adempimenti burocratici evidenzia la validità del gran lavoro di squadra compiuto. È una semplificazione non banale perché dal territorio ci arrivavano segnali di difficoltà da parte sia dei tecnici privati, quindi dei professionisti, ma anche dei tecnici comunali per poter portare a buon fine la pratica del 110 famoso, del bonus 110. Noi pensiamo, con quanto è stato approvato, di dare assolutamente una risposta al territorio e adesso con l'accordo di oggi tra Civibank e Friulia si dà anche una risposta finanziaria. L'accordo consentirà alle imprese, anche di piccole dimensioni, di accedere a un'anticipazione rispetto ai costi relativi ai lavori di ristrutturazione e di disporre della liquidità finanziaria indispensabile per acquistare i beni e i servizi necessari per l'avvio dei lavori. Oggi la mancanza di liquidità e la necessità per queste aziende di pagare direttamente, immediatamente tutte le forniture è una delle difficoltà più significative sulla quale viene incontro Friulia insieme a Civibank con finanziamenti fino a 300.000 euro fino a 36 mesi proprio dimensionati per cogliere l'opportunità del Superbonus per le imprese ma anche per le famiglie. Bisogna riuscire in qualche maniera a rimettere la macchina in moto e se la macchina si mette in moto poi riesce a produrre tutta una serie di effetti molto impattanti, perché noi sappiamo che il settore delle costruzioni è un settore driver perché ha moltissimi settori che in qualche maniera sono di accompagnamento, no? Per cui è fondamentale farlo ripartire. Friuli Doc si farà anche quest'anno ricalcando lo schema della prima edizione in tempo di pandemia. L'amministrazione comunale ha gettato le basi per l'evento che si svolgerà lungo le vie del centro cittadino dal 9 al 12 settembre. Friuli Doc, vini, vivande, vicende, vedute. Si svolgerà dal 9 al 12 settembre. L'amministrazione comunale di Udine ha stabilito il canovaccio per l'edizione 2021, la seconda in tempo di pandemia. Gli orari indicati dal programma di massima potranno subire cambiamenti dovuti a eventuali restrizioni legate alla situazione sanitaria contingente. Interesserà le vie e le piazze più importanti della città, quindi il piazzale del Castello di Udine, Piazza Libertà,
Piazza Duomo, Piazza Venerio, Largo Ospedale Vecchio, Piazza 20 Settembre e i borghi storici come Borgo Gemona e il tratto iniziale di Borgo Aquileia. E quindi io penso che anche quest'anno, con un coinvolgimento anche dell'altra grande manifestazione Udine sotto le stelle, perché si integreranno le due manifestazioni dove invece saranno protagonisti i bar, i ristoranti, le attività artigianali del comune di Udine, ci sarà un evento che potrà dare soddisfazione non solo agli operatori ma anche ai tanti visitatori e turisti che ci auguriamo tornino a vedere la bellezza della città di Udine. Un segnale di ripresa delle attività all'aria aperta è anche Antiqua, manifestazione che per anni si è svolta in piazza Primo Maggio. Anche quest'anno verrà riproposta in piazza Primo Maggio la terza domenica di ogni mese, a partire dal mese di giugno e andare avanti fino al mese di dicembre. Con l'acquisizione di Via del Tiro a Segno, di proprietà del demanio militare, l'amministrazione comunale di Udine intende porre fine alla questione che si trascina da anni sull'utilizzo della strada. Per il passaggio di mano è necessaria l'approvazione da parte del Consiglio Comunale. La Giunta Comunale di Udine ha deciso di acquistare Via del Tiro a Segno, che consente il collegamento tra Viale Firenze e Via Cormoralto, delibera che dovrà essere ora vagliata dal Consiglio Comunale. La strada è stata sempre utilizzata, nonostante sia di proprietà del demanio. Nel 2007 il 12° reparto infrastrutture, ufficio demanio e servitù militari chiese al Comune di chiuderla e l'anno successivo ne concesse l'uso per un periodo non superiore ai 6 anni per consentire di trovare un'alternativa. Concessione rinnovata per altri 6 anni fino al 2020. Ora c'è la possibilità di acquistarla per metterla definitivamente in sicurezza, allargandola e realizzando marciapiedi e pista ciclabile a doppio senso. La cifra è abbastanza contenuta, si parla di 31.000 euro, questo è il costo, quindi la sistemiamo, adesso è stata asfaltata a nostre spese, ma diventeremo proprietari e soprattutto realizzeremo anche dei marciapiedi per dare sicurezza ai pedoni. L'amministrazione comunale ha inoltre stabilito di implementare il numero di addetti di Palazzo d'Aronco. Noi quest'anno assumeremo circa più di 80 persone, gran parte sono persone che sostituiscono chi è andato in pensione, ma ci sono delle emergenze che stiamo affrontando, ad esempio quelle che riguardano l'edilizia, quindi aumenteremo personale in questo settore, nell'anagrafe. Anche lì ci sono forti richieste per le carte d'identità e tutte le documentazioni e poi anche per quanto riguarda gli operai. Da 850 anni fa ad oggi una sorta di contratto di fiume siglato allora dal patriarca Ulderico II che coinvolgeva Udine, Cussignacco e Pradamano diventa attuale per salvaguardare la zona lambita dal roiello, dal rischio idrogeologico e per svilupparne tutte le opportunità produttive preservando l'ambiente. Il 4 maggio del 1171 il patriarca d'Aquileia Ulrico II dei Conti di Treffen firmò il più antico documento per riconoscere il ruolo dei corsi d'acqua artificiali. Nello stesso si parla dell'acqua che scorreva nel territorio della villa di Udine e che si dirigeva verso quelle di Cussignacco e di Pradamano. A distanza di 850 anni, l'Ufficio Progetti Europei e Partecipazione del Comune di Udine, su proposta e con la collaborazione del Comitato Amici del Roiello di Pradamano, ha organizzato un evento che precede l'assemblea del contratto di fiume, che concorre alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione per interventi nell'area individuata, contribuendo alla corretta gestione delle risorse idriche e alla valorizzazione del territorio. Il documento strategico individua gli obiettivi a medio e lungo termine che dovranno essere messi in campo da tutti questi soggetti e anche dai portatori di interesse grazie alla loro collaborazione per portare avanti questi corsi d'acqua che hanno una storia, appunto come dicevamo all'inizio, molto importante e pertanto sono oggetto di interessamento da parte di tante associazioni, tante realtà del territorio. Tra 18 giorni il Giro d'Italia tornerà in Friuli Venezia Giulia per una 3 giorni straordinaria dallo Zoncolan a Sacile, da Grado, voluta fortemente da Fedriga, a Gorizia. Per il presidente della regione, che oggi ha partecipato alla presentazione con Enzo Cainero, si tratta di un risultato straordinario dal punto di vista organizzativo in un momento così difficile. Praticamente eccetto la parte triestina c'è tutto il Friuli Venezia Giulia, Trieste ha già avuto la sua parte
anche perché io volevo compensare, non dico una dimenticanza, ma una trascuratezza sull'Isontino, e volevo che la tappa dell'Isontino fosse penge, dicendola in friulana, cioè densa di significati. Qui abbiamo, a parte lo Zoncolan, che è là dove mi porta il cuore, questa tappa di Gorizia è una tappa sia tecnicamente che umanamente molto molto significativa. La presenza di oggi lo sta a testimoniare, e questo mi fa molto piacere, perché evidentemente si lavora, si fa molta fatica, però poi i risultati ti fanno dimenticare che non hai dormito qualche notte, insomma. Il 14 di maggio sarà una data in cui dovremo dare una decisione, una segnalazione importante, e capire quanti potranno essere gli spettatori, non solo sullo Zoncolan, che è la parte più difficile, ma anche alla partenza di Sacile, alla partenza di Grado e poi all'arrivo di Gorizia. Come procede l'abbattimento del muro di neve? Molto meglio del previsto. Presidente Federica, c'è anche un pezzettino scelto da lei, anzi un pezzo importante scelto da lei in questi 3 giorni del Giro in Friuli Venezia Giulia. No, io ci tenevo ovviamente che tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia potesse essere promosso attraverso un evento di carattere internazionale, qual è il Giro d'Italia. Quindi oltre alla nostra magnifica montagna, che ormai è un protagonista fisso del Giro d'Italia, e penso allo Zoncolan, che ormai ha una fama internazionale, ho voluto far inserire anche per esempio Grado e la laguna di Grado. Penso che le specificità di quel territorio e la bellezza di quel territorio, se lo facciamo conoscere ancora di più a livello internazionale, già molto conosciuto non c'è dubbio, possiamo far vedere qualcosa che noi diamo per scontato, ma che gran parte del mondo nemmeno si aspetta. Soddisfazione generale, quella espressa dai sindaci dei paesi che saranno città di partenza e arrivo della 3 giorni friulana: Sutrio, Grado, Gorizia, Nova Gorica e Sacile. Penso che sia un valore aggiunto anche per il Giro d'Italia lo Zoncolan, al di fuori poi di quelle che sono difficoltà nel gestire la situazione. Per cui noi siamo qua quando il patrono decide o il Giro d'Italia decide, noi stiamo a disposizione per valorizzare la nostra Carnia con tutte le difficoltà poi nel mantenere la gente sul territorio e farci crescere turisticamente. Ma noi vogliamo presentarci come una città amica delle biciclette. Lo stiamo facendo lavorando su più fronti, questo è uno dei più importanti, perché per dare lustro proprio alla nostra località. L'ultima tappa in Gorizia è stata nel 2001, che ha concorso a celebrare il 1000° di ingresso di Gorizia nella storiografia ufficiale. Oggi sono perciò 1020 anni dall'ingresso di Gorizia, ma soprattutto non si festeggia tanto il compleanno di Gorizia quanto sarà uno strumento eccezionale di promozione del territorio in occasione cioè subito dopo la designazione di Nova Gorizia capitale europea della cultura. Il Giro d'Italia è un evento mondiale, questo porterà alla visibilità mondiale del fenomeno delle 2 città che si uniscono in una zona urbana unica. Questa è una grande opportunità, siamo in crescita e vogliamo crescere ancora di più, e gli eventi come Giro d'Italia, eventi mondiali, ci mettono sulla mappa europea e mondiale. Il Giardino della Serenissima si presta in tutte le sue caratteristiche ambientali, paesaggistiche, e anche la stessa storia di Sacile dall'altra parte del Friuli, e coniuga anche un'immagine di tutto il Friuli Venezia Giulia nella dimensione internazionale che il Giro, come ogni anno, saprà offrire. E il Giro in Friuli sarà anticipato da 2 serate evento che Telefriuli trasmetterà in diretta. Primo appuntamento lunedì 10 maggio dal Teatro Verdi di Gorizia, con una serata dedicata ai campioni del calcio goriziani, protagonista tra gli altri Dino Zoff, Bruno Pizzul, Fabio Capello e Direia. Venerdì 21 maggio appuntamento invece a Tolmezzo, a poche ore dall'ingresso in Regione dei Girini. Ci sarà una serata dedicata a Gilberto Simoni, unico vincitore dello Zoncolan da entrambi i versanti, quello di Ovaro e quello di Sutrio, lo stesso che il giorno dopo i ciclisti affronteranno per la prima grande tappa del Giro d'Italia. Noi ci fermiamo qui, vi ricordo tra pochissimo l'appuntamento con le news sportive e a seguire il meteo con le previsioni a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.